Dramma della strada sul versante bassanese del Grappa. Nello scontro tra due moto muoiono il conducente di un mezzo e una giovane che viaggiava come passeggera sull'altro, entrambi vicentini. Pronti i protocolli per la riapertura di cinema e teatri, risolto il nodo dei centri estivi, il governatore Zaia attacca il governo, silenzio scandaloso. Sul tavolo anche il caos treni, la questione della Grecia. I primi dati sulla cura sperimentale con il plasma praticata in Veneto continua e sta funzionando, dice la responsabile del centro trasfusionale dell'azienda ospedaliera di Padova, De Silvestro. 3.000 euro che valgono come 3 milioni, la commozione dell'imprenditore di Quinto di Treviso, per aiutare il quale i dipendenti a cui aveva anticipato la cassa integrazione hanno fatto una colletta. Operazione all'alba dei carabinieri di Treviso che hanno condotto in carcere i componenti di una banda di trasfertisti che dal Veneto assaltava con l'esplosivo i bancomat in Toscana e Liguria. Banda di bulli tenta di portare via la bicicletta dei ragazzini minacciandoli con una bottiglia rotta. 6 giovani, dei quali 2 minorenni, sono stati arrestati dai carabinieri della compagnia di peschiera del Garda. Curioso avvistamento di un telespettatore a Fontaniva, nell'Alta Padovana. Per le strade nella notte si aggirava un cerbiatto. Buonasera, ben ritrovati, edizione regionale dei nostri notiziari. Dunque lo avete sentito ora dai titoli: dramma sulla strada sul versante bassanese del Grappa, nello scontro tra due moto, muoiono il conducente di un mezzo e una giovane che viaggiava come passeggero sull'altro, entrambi vicentini. Servizio che non è ancora pronto, quindi andiamo avanti dunque con il nostro telegiornale. Nel giorno in cui cade l'obbligo delle mascherine all'aperto, Zaia dice che sono pronti i protocolli per la riapertura del cinema e teatri. Resta irrisolto invece il nodo dei centri estivi 0-3 anni, con il governatore che parla di un silenzio scandaloso da parte del governo. Sul tavolo anche il caos treni, la questione della Grecia. Stiamo portando avanti tutte le linee guida, di fatto le abbiamo chiuse tutte, quindi abbiamo tutta la partita dei teatri, che sapete, dei cinema, dei locali di intrattenimento, quindi delle discoteche, del tema dei casinò e delle sale da gioco. Stiamo attendendo una convocazione da parte del governo per capire cosa si fa rispetto a queste linee guida. In attesa quindi di un cenno da Roma per chiudere la partita delle aperture previste per la metà di giugno. Anche qui, ribadisce Zaia, i protocolli regionali ci sono, si tratta di concertarli a livello centrale, possibilmente evitando l'impasse che si sta registrando sul fronte dei centri estivi per i bambini dagli 0 ai 3 anni. Dico che siamo ancora in piedi con lo 0-3 ed è scandaloso che, nonostante siano passati 10 giorni e con le linee guida approvate all'unanimità da tutte le regioni, ancora a tutt'oggi, in virtù, a questo punto è bene dirlo, di un dibattito interno tra ministri al governo, non si sono date delle risposte. Resta la partita degli spostamenti fra regioni a partire dal 3 giugno, salvo imprevisti e fughe in avanti o indietro a seconda delle prospettive. Su questo fronte Zaia ribadisce la linea del Veneto. Per quanto riguarda gli spostamenti, vi confermo la mia posizione di assoluta contrarietà nel chiedere o imporre limitazioni a chi viene in Veneto. Io penso che sia fondamentale che ci sia la libera circolazione. Nella responsabilità ci sono delle regole da rispettare, che sono quelle dei dispositivi. Ma la questione degli spostamenti travalica i confini regionali e anche nazionali, con il governatore che torna sulla posizione della Grecia, ancora intenzionata a mettere chi proviene dal Veneto in quarantena. Ho visto che i greci, dopo le dichiarazioni, sono partiti da tutto chiuso, sono degli appestati, poi hanno ridotto il numero delle regioni, dopo hanno detto fino a luglio, insomma un passetto alla volta. Spero che i greci tolgano sta idiozia di regolamentazione, e io non devo andare in Grecia, ma lo dico per un fatto anche di giustezza, visto e considerato che è bene ricordare che la Grecia si trova in area Schengen, non è solo in Europa, è anche in area Schengen, a differenza della Croazia. E la riacquisita libertà di movimento viaggia anche su rotaia. Il fronte del trasporto ferroviario, dopo l'exploit del weekend, resta caldissimo, con Zaia che invoca il buonsenso, pena l'implosione anche economica del TPL. Faccio parte di quelli che pensano che si possa avere un treno con la capacità dell'omologazione, quindi standard, con la mascherina. Cioè, adesso oggettivamente, guardate, in questa sala voi siete seduti uno a fianco all'altro, ma avete la mascherina.
Come in aereo, come dappertutto. Altra partita, quella politica, con la manifestazione del centrodestra in occasione della Festa della Repubblica contro le politiche del governo Conte. Una è prevista a Mestre per le 11.30 e qui sarebbe atteso Zaia, che dà il sostegno ma non scioglie completamente le riserve. Noi abbiamo la videoconferenza e cercheremo di far combaciare tutte le cose. Quindi ci sarà? Non ho detto questo, tutti i giorni mi domandate la stessa roba. Avrete la mia foto con le bandiere, vedrete che ce l'avrete. E durante la conferenza stampa il presidente Zaia sono stati anche riferiti dati sulle cure sperimentali con il plasma praticate nella nostra regione, il punto con la responsabile del centro trasfusionale dell'azienda ospedaliera di Padova. Il progetto è partito a Padova, è partito come idea all'inizio di marzo, quindi circa 8-10 giorni dopo che era esploso tutto il coronavirus nella nostra regione. Vi dirò che noi seguivamo già a quel tempo, prima ancora che qui si presentassero i primi pazienti, quello che facevano i colleghi cinesi. Durante il punto stampa del presidente Zaia sono state rese note le tappe del progetto sperimentale con il plasma in Veneto, un progetto che ha potuto partire i primi di aprile sia per i tempi tecnici di realizzazione che per la raccolta del plasma mano a mano che guarivano i pazienti. Abbiamo rollato 23 pazienti che sono stati colti soprattutto in terapia intensiva. Oltre la metà di questi sono stati trattati quando già erano in terapia intensiva, quindi in ventilazione assistita. Una parte, soltanto la minima parte, è stato trattato in terapia medica, infettiva, comunque in reparti medici, e un altro terzo dei pazienti è stato trattato in terapia subintensiva, quindi mediamente molto più gravi rispetto anche alla corte di pazienti che è stata studiata a Pavia e di cui probabilmente avete già sentito parlare anche relativamente ai risultati. È proseguito poi l'arruolamento dei donatori. Punto critico però è il dosaggio degli anticorpi. Per poter fare una terapia efficace abbiamo bisogno che la quantità di anticorpi neutralizzanti, cioè quegli anticorpi che sono in grado di inibire l'ingresso del virus all'interno della cellula, quindi l'infezione, deve avere un titolo, si dice modalità di misurazione, superiore a 160. Ora dalle nostre test effettuati circa il 50, poco più del 50% ha un titolo superiore a 80 e solo un 33% un titolo uguale superiore a 160. Questo significa che non tutti hanno una quantità di anticorpi sufficiente per poter fare con il loro plasma una terapia efficace secondo quello che ci siamo prefissati. I risultati ottenuti finora fanno ben sperare. Togliendo quei 4 casi compassionevoli, noi abbiamo avuto, come ho sempre dichiarato, un paziente che è deceduto, che è un paziente che è uno dei primi che erano stati arruolati e che era un paziente che era già in terapia intensiva da molto tempo, cioè era già da oltre 14 giorni in terapia intensiva, con la presenza di altre patologie gravi che ne hanno impedito ovviamente qualsiasi effetto da parte del plasma. Gli altri in linea di massima sono andati bene, nel senso che sono tutti viventi, alcuni molti ormai dimessi, altri in fase di riabilitazione. Nessuno dei nostri ha avuto una risposta entro 24-36 ore, come dice Pavia. Però tutti hanno avuto un miglioramento dopo la somministrazione di plasma. Ed ora il nostro viaggio in centro a Padova per vedere chi indossa ancora la mascherina all'aperto nonostante l'obbligo sia stato tolto. Ecco il sorprendente risultato. Zero polemiche, ma personalmente continuerò ad usare la mascherina ancora per un po'. Inizia così un messaggio lanciato sui social dal sindaco di Padova, Sergio Giordani, nel giorno in cui la mascherina non è più obbligatoria all'aperto se si possono rispettare le distanze di sicurezza. Un atto facoltativo e individuale, spiega il sindaco, che risponde al buon senso e al concetto che è meglio una sicurezza in più che una in meno. Il messaggio ha registrato in poche ore migliaia di commenti, quasi tutti favorevoli. In effetti, nel nostro viaggio in centro a Padova, nel primo giorno senza obbligo di mascherina,
mascherina all'aria aperta in Veneto, la maggior parte delle persone continua a indossarla. Si può dire che 8 passanti su 10 in media avevano ancora la mascherina addosso. Ovviamente nei luoghi chiusi la metto, ecco, il primo giorno di libertà. Che sensazione è girare senza? Molto strana, perché mi sembra che manchi qualcosa, ecco. Ancora un po' di timore o no? Beh, effettivamente il distanziamento sociale lo applico ancora proprio a livello psicologico. Uso ancora per abitudine e per rispetto verso gli altri. Pensa la continuerà ad usare? Per quanto? Ha già un'idea? Vedremo come andrà la pandemia, se scenderà a zero la toglierò. Da noia continuare a usarla? No, assolutamente. Ormai si è abituato? Sì. Comunque per precauzione comunque continuiamo ad usarla. Si sente più tranquillo? Sì, più tranquillo, sì. Per me e per gli altri anche. Una forma di rispetto anche per gli altri? Sì, sicuramente. Lei non ha pensato di toglierla? Assolutamente no, penso sia importante, fondamentale in questo momento. Per quanto la terrà ancora? Ha già un'idea? Il più possibile. Per scelta, per sicurezza, perché sono fragile praticamente e quindi posso essere aggredito facilmente. Quando vede invece chi adesso non la usa più da oggi, le fa paura? No, non mi fa paura, però dico, se gli anziani sono fragili e la applicano, dovrebbero collaborare queste persone anche a beneficio degli anziani. Ed ora ci spostiamo a Vicenza, aperitivi vietati fuori dai plateatici fino al 14 di giugno. Il sindaco ha prorogato l'ordinanza contro gli assembramenti nelle zone della Movida e lancia un messaggio ai cittadini per il 2 giugno: rispettate le regole. Invito tutti domani 2 giugno a evitare gli assembramenti, rispettare la distanza sociale e quindi divertirsi però con intelligenza. 2 giugno si riaccende la Movida, ma con intelligenza. Con questo invito il sindaco di Vicenza chiede a tutti i cittadini di vivere una giornata di festa con senso di responsabilità e soprattutto nel pieno rispetto delle regole. Si sta andando verso un allentamento delle regole, delle prescrizioni, questo è un fatto molto importante, già il fatto stesso che la mascherina non sia obbligatoria all'aperto se non con la distanza, quindi è un dato importante. Stiamo però lavorando sulla sensibilizzazione dei cittadini, soprattutto nei luoghi di assembramento come la Movida. Abbiamo deciso appunto di prorogare l'ordinanza anti-alcol della Movida fino al 14 giugno, che coincide con la scadenza dell'ordinanza regionale del Presidente Zaia. Questo proprio per poter uscire dalla fase critica in maniera progressiva, sempre più allentando appunto queste prescrizioni e dando la possibilità ai cittadini di tornare finalmente a una vita normale. Domani anche le celebrazioni vanno di scena in forma ridotta. La cerimonia della Festa della Repubblica si svolgerà con sindaco, prefetto e 4 agenti in alta uniforme nella loggia del Capitaniato in Piazza dei Signori, dove verrà deposta una corona d'alloro alle 2 lapidi dei caduti vicentini durante la guerra di liberazione. Intanto continuano i controlli anti-Covid. Nell'ultima settimana su 1992 verifiche della polizia locale, solo 2 persone sono state sanzionate perché non indossavano la mascherina che da oggi non è più obbligatoria all'aperto, tranne in caso di assembramenti. Dunque attenzione alle distanze e alle regole, soprattutto durante le festività, a cominciare da domani. Solo così si può fare un passo avanti verso il ritorno alla vita. Domani è 2 giugno, è necessario evitare gli assembramenti, è necessario quindi mantenere le distanze sociali, torneremo finalmente a divertirci in compagnia con gli amici e socializzando come prima. Ed ora una bella storia che arriva da Quinto di Treviso, dove il titolare di un'azienda ha chiesto un prestito in banca per poter garantire lo stipendio ai dipendenti che per ringraziarlo hanno fatto una colletta. Il mio primo dipendente, adesso direttore generale, mi ha consegnato una busta con tutti i presenti dove mi hanno dato circa 3.000 euro. Ahimè là, subito, anche adesso, si è dovuto contare per qualche secondo prima di parlare. La voce che si incrina, l'emozione difficile da nascondere per Sergio Zanin, titolare della Futura Serramenti di Quinto, mentre ricorda l'attimo esatto in cui i dipendenti hanno consegnato nelle sue mani una busta, all'interno 3.000 euro raccolti per ringraziarlo di quanto fatto in questo difficile periodo. Il tutto nasce 2 settimane fa, quando Zanin riunisce la sua squadra per spiegare la situazione aziendale dopo 2 mesi e mezzo di lockdown, durante i quali
quali l'attività è andata avanti ma non a pieno regime. Tutto questo ha portato a perdite di lavoro pari a 1.200.000 euro. Quindi ho dovuto far fronte con banche, ho dovuto far fronte con impegnarsi tramite le banche ad aprire un fondo, ad avere dei soldi come fondo, come paracadute per salvare l'azienda, ma la cosa più importante è mantenere i stipendi dei dipendenti, perché la cosa più importante è pagare i fornitori. A turnazione i dipendenti hanno usufruito anche della cassa integrazione. Io ho fatto sì che la cassa integrazione venisse anticipata dall'azienda, cioè da me, perché ho persone con i suoi problemi familiari che hanno tutti, i mutui, le cose da pagare, bambini piccoli, e queste persone devono avere i suoi soldi. Una volta ascoltate le parole del titolare, ai dipendenti viene l'idea di ringraziarlo per l'impegno dimostrato, da qui la colletta che ha portato a raccogliere 3.000 euro, un piccolo gesto, dice Zanin, ma che vale moltissimo. Ho fatto richiesta per 650.000 euro di mutui per le banche, di prestiti per le banche, lei capisce ma è il gesto che conta, e secondo me non sono 3.000 euro ma sono 3 milioni. Zanin ha già deciso come utilizzare questi soldi. I dipendenti avranno un fondo per le famiglie dove io andrò ad impinguare sicuramente, dove ci possano essere dei soldi a disposizione di anche queste calamità. Se ci penso mi commuovo ancora, perché non sono cose che succedono tutti i giorni, ma significa che i miei collaboratori hanno capito la stima che ho sempre avuto verso di loro. È una famiglia e deve rimanere tale, anche se diventeremo 100, perché il spirito deve essere questo. Non ho parole per ringraziare ancora oggi. Ed ora la tragedia avvenuta sul versante bassanese del Grappa, in una frontale tra due moto sono morte 2 persone. 2 persone hanno perso la vita a causa di un pauroso incidente stradale avvenuto nel pomeriggio sul Monte Grappa. Lo schianto, che ha coinvolto 2 motociclette, si è verificato sulla strada provinciale 148 fra Costa Lunga e Campo Solagna. La dinamica è ancora al vaglio da parte dei carabinieri del radiomobile di Bassano del Grappa, che hanno eseguito i rilievi di rito. Secondo le prime informazioni, l'urto sarebbe avvenuto nel mezzo di un'ampia semicurva dove una BMW e una Kawasaki, che viaggiavano in direzione opposte, sono entrate in contatto. La caduta è stata fatale alle 2 persone che viaggiavano assieme sulla BMW. Si tratta di un uomo e di una giovane donna della provincia di Vicenza, le cui generalità non sono ancora state rese note. Ogni tentativo di rianimazione da parte dei sanitari del SUEM si è rivelato vano. E adesso il monito del sindaco di Cavallino Tre Porti, Roberta Nesto, nei confronti di 2 imprenditori che, non aprendo i loro campeggi, hanno lasciato a casa dal lavoro decine di stagionali. Troppo facile investire quando tutto va bene, ingiusto lasciare a casa la gente senza lavoro nei momenti di difficoltà. Questo è il monito del sindaco di Cavallino Tre Porti nei confronti dei 2 imprenditori che nella nota località balneare hanno deciso di non aprire i loro rispettivi campeggi, lasciando a casa decine di stagionali. Penso che saranno qualche 30-40 persone. Primo cittadino che apre le porte del suo ufficio comunale a quanti tra gli stagionali rimasti senza lavoro dovessero reclamare la sua personale mano di aiuto. Se invece non trovano lavoro, che vengano pure a trovarmi, che troveremo e faremo in maniera tale che qualcosa ci inventiamo. Ma anche lo stesso comune registra danni per i mancati introiti, visto il blocco da Covid. Il comune oggi ha un buco di 4 milioni di euro. È un buco che effettivamente ci consente di erogare solo i servizi essenziali e anche con difficoltà. L'auspicio è che la stagione, per quanto in ritardo, decolli al più presto. Cavallino, lo ricordiamo, con le sue bandiere blu e verde, è la capitale del turismo plein air per la più alta concentrazione europea di top camping, con oltre 6 milioni di presenze nel 2019 e di fatto la seconda destinazione balneare d'Italia. La partenza della stagione per noi è fondamentale, perché magari corta, ma che ci sia è di imprescindibile.
E poi l'altro aspetto è che ovviamente a settembre-ottobre devono esserci degli ammortizzatori sociali seri per le aziende, perché possano fare investimenti e prepararsi pronti per il prossimo anno. Ci devono essere poi delle regole speciali per i bilanci delle aziende, in modo tale che possano chiudere i bilanci senza perdite eccessive, con il sistema anche per affrontare la tassazione. E poi per quanto riguarda i lavoratori deve esserci una NASPI che copra, come lo scorso anno, l'intero periodo, non può esserci una NASPI parziale. Continuiamo con la cronaca. Operazione all'alba di oggi dei carabinieri di Treviso che hanno condotto in carcere i componenti di una banda di trasfertisti che assaltava i bancomat con l'esplosivo. Una banda specializzata negli assalti agli sportelli bancomat di istituti di credito e uffici postali, attiva tra le regioni Veneto, Liguria e Toscana. Trasfertisti specializzati negli assalti ai bancomat. Sono 5 le ordinanze di custodia cautelare in carcere eseguite dai carabinieri del comando provinciale di Treviso, 18 le perquisizioni tra Veneto, Toscana e Liguria. 3 delle misure emesse dalla Procura di Padova nei confronti della banda accusata di colpi per ben 250.000 euro in contanti hanno riguardato altrettanti soggetti residenti in campi nomadi della Marca. Janko Maior, 46 anni, di Paese; Naika Gabrieli, 40 anni, di Strana; Laki Grisetti, 36 anni, di Castelfranco Veneto, anche se di fatto senza fissa dimora. In carcere anche Liliano Ferri, 48 anni, residenti ad Alto Pascio, in provincia di Lucca, e Dejan Guido Negro, 25 anni, domiciliato a Viareggio. Le indagini dei carabinieri, che sono state coordinate dalla Procura di Padova, hanno accertato che la banda aveva la disponibilità di ordigni esplosivi con cui far saltare in aria i bancomat, una pistola semiautomatica e scanner con cui intercettare le frequenze delle forze dell'ordine. Il gruppo si muoveva dal Veneto in Liguria e in Toscana con un'auto di grossa cilindrata risultata rubata e con targhe clonate. Non dunque ladri improvvisati, ma una banda estremamente pericolosa, viste le modalità d'azione. Furto aggravato, riciclaggio, detenzione e porto d'armi da fuoco ed esplosivo, le accuse. In azione all'alba di oggi i militari del nucleo investigativo di Treviso, in collaborazione con i colleghi dei comandi di Lucca, Pistoia, Prato, Grosseto, Massa Carrara, Brescia e La Spezia. Nel corso dell'operazione è stata arrestata anche la compagna di uno degli indagati, Chiara Colombo, 32 anni, di Castelfranco, che deve scontare 6 anni e 4 mesi di reclusione per numerosi furti aggravati in abitazione ai danni di anziani commessi tra il gennaio 2014 e l'agosto 2017 nelle province di Padova e di Udine. Le basi del gruppo erano in provincia di Treviso e Pistoia, dove la banda trovava rifugio in garage ed alloggi. Tra gli assalti ai bancomat a cui fa riferimento l'ordinanza, quelli del 29 febbraio a Empoli, San Miniato ed Amelia, in provincia di La Spezia. I 5 sono inoltre indagati per altri 3 colpi il 22 febbraio tra Massa Carrara e Pistoia. Ed ora ci fermiamo un attimo, c'è la pubblicità. Rieccoci nuovamente in studio, continuiamo con la cronaca. Volevano rubare una bicicletta, ne è nata una rissa, è caduto lungo la spiaggia con la località Campanello di Castelnuovo del Garda nel Veronese. Sul posto i carabinieri della compagnia di peschiera del Garda, 6 giovani dei quali 2 minorenni sono stati arrestati. L'accusa di tentata rapina aggravata in concorso, secondo quanto ricostruito un gruppo di giovanissimi, tutti residenti nella zona, uno dei quali sanguinava vistosamente, era stato aggredito e picchiato da altri ragazzi che sono stati poi bloccati e accompagnati in caserma. Gli accertamenti hanno permesso di appurare che la banda di bulli voleva impossessarsi della bicicletta di uno degli altri ragazzi e per questo li avevano minacciati con bottiglie di vetro rotte e malmenati. 6 ragazzi sono finiti in manette, 2 dei quali minorenni. Oltre all'arresto per tentata rapina aggravata in concorso, sono stati sanzionati per violazioni delle misure anti-Covid. Ha rubato un furgone della nettezza urbana Ferrare da scorrazzato a folle velocità per le strade di Padova, brandendo una pistola poi rivelatasi giocattolo. L'uomo, uno straniero, è riuscito a dileguarsi ed è tuttora ricercato dai carabinieri. È accaduto questa notte lungo una strada quando un padovano ha chiamato il 112 e ha informato del mezzo. Le pattuglie dei carabinieri hanno poi trovato il furgone semidistrutto in piazza Duomo. La persona che era alla guida però era sparita, lasciando a terra la pistola, rivelatesi appunto una pistola giocattolo e chiazze di sangue che il conducente si sarebbe procurato nello schianto del mezzo contro il muretto di una banca.
E diocesi in lutto per l'improvvisa morte di Don Gabriele Bernardi, da circa 2 anni, parroco di Colle Santa Lucia e Salva di Cadore, aveva 72 anni. Il sacerdote era atteso questa mattina dalla sua comunità in chiesa per la seconda celebrazione di Pentecoste, ma Don Gabriele non è arrivato. Il sindaco di Colle Santa Lucia, dopo ripetute telefonate a vuoto, ha mandato la sorella a sincerarsi delle sue condizioni. Don Gabriele è stato trovato in canonica seduto sul divano privo di vita. Sono sconvolto dal dolore, ha detto il primo cittadino Paolo Frena. E curioso avvistamento di un nostro telespettatore a Fontaniva nella notte tra sabato e domenica. Guardate chi si è fatto riprendere. Le immagini che state guardando non vengono da qualche zona montuosa delle nostre montagne venete. No, sono state girate in via Dante a Fontaniva nella notte tra sabato e domenica. Ce le ha spedite un nostro telespettatore che, come noi, è rimasto sorpreso nel vedere un cerbiatto in piena pianura. Un avvistamento simile era stato fatto a Padova, in zona Sacra Famiglia. Probabilmente effetti di un periodo molto strano che stiamo vivendo. Siamo in chiusura, è arrivato il bollettino regionale, una persona, un caso solo positivo in più rispetto a questa mattina, quindi attualmente i casi positivi sono 1457, mentre 1594 sono le persone in isolamento domiciliare. Per quanto riguarda i ricoveri, le persone ricoverate sono 109, 5 in terapia intensiva. Questa era la nostra ultima notizia, vi lascio alle previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito e arrivederci. Bentrovati al meteo. Inizia dell'estate ed in effetti le condizioni meteorologiche saranno tipicamente estive, festa della Repubblica con tempo in prevalenza buono. Il dettaglio dunque del 2 giugno. Sul Veneto avremo un ampio soleggiamento, fino al mattino cielo sereno, al massimo poco nuvoloso. Nella seconda metà della giornata alternanza di nuvole e rasserenamenti, e anche sulle coste il cielo si presenterà al massimo con poche nubi a carattere sparso. Temperature in aumento, minime fino a 17 gradi, massime comprese invece tra i 24 e i 28 gradi, punte di 29 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui ampio soleggiamento, nelle ore pomeridiane qualche rovescio sarà possibile, vedete sui rilievi. Temperature minime tra 14 e 17 gradi, valori massimi oscillanti tra i 24 e i 27 gradi. Infine uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, avremo occasionali temporali, specie sui settori meridionali della regione, sarà più asciutto e soleggiato altrove. Temperature minime sui 13-14 gradi all'incirca, valori massimi sui 28-29 gradi. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento con Antena 3. Arrivederci.